tan 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 tanana. Sì. Andiamo a fare giro. Aspetta, c'è un problema per usare i filtri, perché quella grande ha la sua ghiera e finisce con un'altra ghiera dove io gli attacco questa. È un casino, perché questa va attaccata a rubinetto e questa va attaccata a quella prolunga là. Beh dai, un filtro ce la facciamo. No, mi sa che non basta, prendiamo anche la seconda prolunga. Manca un pezzo, porca miseria. Eh sì, quello... No, guarda, ci arriviamo alla grande. Sì, adesso vediamo il filtro quanto pulisce. Sì, c'ha una pressione lentissima. Cioè, finiremo domani, porca miseria. Ecco così. C'era la via di mezzo, non bisognava metterla tutta a destra. Ora si sta riempendo bene. Tac, sì, vai, già 30%. Ah, che giornata stupenda. Mi sembra un po' gli Adams a volte, sai? C'è il nuvolo ed io godo come un riccio. È bellissimo, è rilassante. Vediamo se possiamo pinciottare. Sì, 100% di batterie. Ok, possiamo pinciottare col computer, ossia cazzeggiare, perdere tempo. No, neanche tanto perdere tempo. Un po' un trastullarsi tipo, no? Acqua 63%. Cacchio, mi sono dimenticato di mettere l'aceto. Aspetta che stoppo e aggiungo l'aceto. La rottura adesso è che per mettere l'aceto, ma anche più abbondante, mettiamo, devo alzare il letto qua ogni volta. Ma non è tanto alzarlo, è che ha tipo questi bordini che la doga deve tornare dentro i bordini, te capi? Aspetta là. Va bene, basta tenerlo giusto un attimo su con la spalla. Dove sta qua? Non avevo finito di asciugare bene. Opla, siamo già pieni praticamente, quasi. Quanto ne butterò? Mezza bottiglia? Ma sì, sto per finire un po' il ciclo, no? Il ciclo di pulizia. Ti avevo dimenticato. Andiamo a finire di riempire. Ma vuoi vedere che pulendo si è sballato il sensore, perché è quasi pieno, ok? Mentre qua, scusa le riprese, ma è tutto real time, tipo real tv, no? 69%. Boh, vabbè, adesso proviamo. Tanto comunque quando sbrocca fuori spengo, no? Cioè io è così che vedo il pieno, appena inizia a pisciottare fuori dall'aggancio dell'acqua spengo il rubinetto. Sì, qua c'è anche un po' da camminare per arrivare al rubinetto, però va bene, dai. Ah, fermo che non ci dimentichiamo che dovevamo tenere d'occhio il filtro. Adesso che ha praticamente finito di caricare, vedo un puntino dentro là, 1, 2, no, vedo un bel po' di puntini qui dentro. In GoPro magari non li vedi, ci voleva la Sony, ma ragazzi deve ancora arrivare. Comunque qui vedo sì, già degli sporchizi effettivamente. Nelle altre parti no, solo in quel lato lì. Tu qua che mi dici? 79%, va bene, dai. Adesso vediamo. Vai Nino, 3 ore ogni volta. Allora, tac, 87, no bene, dai, allora mi sa perché sta continuando, sembrava quasi pieno. Meno male, va, perché ci tengo tanto al livello delle acque chiare. Tutto il resto non me ne frega niente, ma a livello delle acque chiare sì, ci tengo tanto. Che fa? Piove dopo? Boh, vediamo. No, sembrerebbe di no. Sono tutte nuvole bianche. Beh, lì c'è un po' di nero, poco. Vabbè, niente di che. Dovremmo essere prossimi. Vai, piano, via. Prima che inizi a pisciare, anche perché ho un po' di strada da fare. E quindi che non vada tipo troppo in pressione. È vero che sfiatta, però insomma, dai. Tac. Eccellente, infatti vedi, è arrivato piano, sta spischiottando fuori. Ok, perfetto.
E adesso niente, cosiamo le gomme. Rivediamo un attimo il discorso del filtro, se riusciamo a capirci meglio. Allora vedi qua la parte sotto, guarda, faccio col dito, qua e anche qua si è pieno di sporchizi, anche là, tutte quelle cosette nere che io dicevo di vedere dentro il serbatoio. Effettivamente serve. Ne ho usato solo uno per il discorso emergenza qua, che ho il rubinetto lontano, se no ce n'erano due, quello da attaccare al rubinetto e questo qui che sta nell'intermezzo, hai capito? Vedi che gli ho fatto sto giochetto qua. Ok, gomma 1. Avevo preso quella più lunga, ne ho due di queste verdi, una molto corta e una più lunga, diciamo. Effettivamente in quella molto corta c'è attaccato il filtro per la pulizia, quello che va attaccato al rubinetto. Anzi no, che dico, ma sì che non mi drogo. No, avevo attaccato quella corta, ho attaccato quella corta e quella da 30 passametri. Quella media l'avevo solo appoggiata per te. Perfetto, perfetto. Tac. Cosa c'è andato in mezzo? Ah, guarda dove era. Eccolo qua, era caduto di là. Infatti pareva averne due di quei giochi lì che mi servivano per prolungare. Bene, eccola qua, perfetto. Cipi! L'aceto andava messo prima, che così si mescolava meglio, invece l'ho messo tipo a 3/4 abbondanti e dopo ho aggiunto l'aceto, insomma. Oh, dai. Oh, va che bella vista, vieni a guardare. Cioè, dimmi se non è la pace. Con questa giornata tipo pretemporalesca, sono qua tranquillo, ho metà pieno di gasolio, il pieno di GPL, il pieno di acqua, il pieno di cibo e bevande. Cosa voglio di più? Lucano? No, non mi piace, quindi... Gentile Amazon, qui sotto c'era un merlo che stava raccogliendo il cibo. Voi non potete immaginare, virgola, con il ritardo da voi causato nella consegna dell'apostrofo articolo Sony A6004, virgola, gli enormi danni morali, virgola, nonché fisici, tra parentesi, ad un sistema nervoso, virgola, soprattutto quando beve il caffè, virgola, già compromesso, chiusa parentesi, punto. Anzi, come Totò, 2 punti. Tac, invia. Senti che bel venticello. Ma no, ciò non cambia la mia incazzatura, perché ce l'ho ancora su con quella ragazza del trading online che ha rifiutato la parte che io le ho offerto. Cioè una parte retroattiva, ma comunque come protagonista principale in un film veramente con un casting d'eccezione. Cioè stai parlando con Silvio Berlusconi e Rocco Siffredi e tu butti giù il telefono, ma stiamo scherzando? Cioè, poi dicono che c'è crisi del lavoro, cioè veramente a me ste robe mi inorridiscono, vero CP? Ma sì, anche perché per poter girare la tradingata, ossia questo scambio di ruoli nella retroattività da una parte finanziaria e dall'altra fisica, c'è bisogno proprio di un'attrice che sia un'operatrice del trading online, hai capito? Cioè non è che posso tirar su a Signora Maria che vende mozzarella, no, non c'entra, mi casca il palco, hai capito? Quindi lei era perfetta, aveva anche quella vocina perfetta per certe scene, cioè gliel'avevo anche detto complimenti signorina, mi consenta, però niente, cioè ha buttato giù il telefono, cioè allora sta là a farti il culone in un ufficio. Cioè il culone te lo facevi anche nel film, però insomma era tutta un'altra ambientazione, insomma. Invece, parlando di altri problemi, cioè io non saprei dove mettere la scopa. Per carità, se dovessi seguire il consiglio delle mie ex, il posto ci sarebbe, ma andrei male a sedermi. Ho presente che mai che mi ha fatto? Immagine. Emi! Ma dai, va da tuo amico, dai. Oh, ma di corsa così, ne repetose. Ariola, vai. Uzu, il CP. Uzu. Comunque tanto, mi dispiace dirlo, ma se ti mettessi tutta gente ignorante su una balanza, l'economia balanza si spacca. Tanta ignoranza in giro. Emi, papà, Emi. Ciao, ciao, ti ricordi, sì? Io fammi compagnia, ma io volevo stare un po' da solo. Adesso là devo far baruffa o qualche altro.
Vedi, nella vita bisogna anche ciavarsene delle altre persone. Cioè, se uno ti fa un tono arrogante, magari ti dice la frase scomoda, fregatene, va via. Cioè, perché devi rovinarti la vita, no? Senti. Tranquillità è una cosa che non apprezzo.